Intorno alle 20 di sabato sera è giunta una chiamata al 112 da parte di una donna di Caselle di Altivole che ha segnalato che all'interno della casa dei vicini c'erano dei ladri che si stavano aggirando con un coltello in mano. Questa è l'immagine che fa scattare la mobilitazione dei carabinieri di Castelfranco, che nel giro di pochi minuti riescono a catturare i delinquenti sulla provinciale tra Caselle di Altivole e Vallà di Riese. Si tratta di un 29enne e un 17enne, originari della provincia di Milano, entrambi italiani e noti alle forze dell'ordine, anche a nord-est. I due si stavano allontanando dall'abitazione appena colpita a bordo di una Kia grigia, peraltro già segnalata come sospetta nei giorni precedenti. Nel veicolo vengono trovati guanti, berretti e arnesi per lo scasso. Anche attraverso le prime testimonianze e le immagini delle telecamere si sta presto a riavvolgere il nastro. La rapina alle 19:30 in questa casa di via Colombera a Caselle, dentro marito e moglie, lui 95 anni, lei 85, tutti e due con delle fragilità cognitive. I rapinatori entrano dal retro, hanno il volto scoperto e un coltello, sanno con ogni probabilità che la casa è abitata da anziani indifesi, non sanno che con loro c'è un'amica di famiglia, una rumena 61enne in visita, è lei che se li trova drammaticamente di fronte. E l'hanno immediatamente aggredita bloccandola per il collo e puntandole un coltello alla gola, minacciandola di non fare rumore, di stare ferma e soprattutto di consegnare tutti gli ori e tutti i contanti contenuti in casa. Mentre uno dei due complici teneva ferma la donna, l'altro ha rovistato tutta l'abitazione trovando soltanto 5 euro che si trovavano all'interno del portafogli della donna dentro una borsa. La 61enne viene strattonata e minacciata di morte più volte, mentre i due anziani, vista anche la loro condizione, forse non si sono accorti di nulla, ne sono stati aggrediti. 29enne e 17enne, ora in carcere, sono accusati di rapina aggravata in concorso e non è da escludere che possano essere coinvolti nella rapina di un mese fa a Castello di Godego, anche in quel caso vittime anziani. Ogni dettaglio a questo punto può essere utile. Ci tengo a sottolineare che senza chiamata immediata e precisa al 112 sarebbe stato molto difficile intercettare questi rapinatori, quindi un grazie alle persone che hanno fatto queste segnalazioni con grande senso civico e grande lucidità.